Un grant mandi ad uc. Bon finiment e miglior principi a tutti i furlans da questo fin di 2025 intanto che spietin caltacchi il new fan di 2026. Un grande saluto a tutti. Nonostante questo clima festivo, dobbiamo assolutamente uscire per una notizia molto importante che era già stata anticipata vista la sua importanza, ma che va ulteriormente ribadita e approfondita. Si tratta della ultima sentenza della Corte Costituzionale per quanto riguarda il divieto del terzo mandato per i presidenti di regione eletti direttamente, anche con riferimento alle autonomie speciali, anche con riferimento alle regioni a statuto speciale, in particolare alla provincia autonoma di Trento. Vi fornisco il link qui sotto in descrizione, potete cliccare. Sono state appena depositate ieri le motivazioni di questa decisione molto importante e quindi diciamo la sentenza più recente in forma piena ed estesa. Ecco, vengono ribaditi i soliti principi che erano già stati proclamati dalla sentenza 65 dell'inizio di quest'anno 2025, vengono ribaditi anche da questa sentenza 211 del 2025, tra le ultime sentenze del 2025, per cui era una sentenza attesa, era una sentenza ampiamente prevedibile, era una sentenza già anticipata anche dal comunicato che già vi avevo segnalato. È tuttavia importante leggerla in forma integrale perché nelle motivazioni non vengono ribaditi solamente principi generali come ad esempio quello di uguaglianza e di favore per il rinnovamento e per la separazione del potere, per i limiti necessari alla divisione di un potere che nel sistema presidenzialistico rischia di venire eccessivamente concentrato, ma insomma viene evidenziato come sia assolutamente necessario evitare derive plebiscitarie, per citare espressamente insomma, le motivazioni della Corte Costituzionale, o comunque una eccessiva concentrazione di potere nelle mani di un singolo per troppo tempo, perché insomma 10 anni continuativi di potere sono stati ritenuti un tempo più che sufficiente per sviluppare le linee programmatiche insomma di un governo. Poi è necessario voltare pagina ed è necessario un avvicendamento al vertice più alto insomma dell'ente regionale, a maggior ragione in una realtà come la nostra, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che è una regione quantomeno duale, composita, molto articolata e complessa al suo interno, che insomma necessiterebbe di una forma di governo ben diversa, non così verticistica, non così personalistica come quella a elezione diretta del vertice presidenziale, insomma dell'esecutivo regionale, che non certo a caso non viene minimamente applicata né in Valle d'Aosta né nel Sudtirolo, nella provincia autonoma di Bolzano, per cui è quasi completamente sconosciuta in tutte le altre regioni a statuto speciale dell'arco alpino, con la sola eccezione di Trento, che infatti
è la provincia autonoma che ha fornito questa giurisprudenza molto interessante che si applica sicuramente anche al Friuli, perché la Corte Costituzionale spiega espressamente che questi vincoli al secondo mandato con conseguente divieto del terzo mandato direttamente elettivo per i vertici degli esecutivi regionali anche delle regioni a statuto speciale si applicano trasversalmente, trattandosi di principi generali di tutto l'ordinamento giuridico di tutta la Repubblica che devono necessariamente valere su tutto il territorio statale. È una buona notizia per il Friuli che dopo 10 anni federighiani ha sete di una maggiore rappresentanza anche sullo scranno più alto del vertice più alto, insomma, dell'esecutivo regionale, che tradizionalmente gli spettava, tra l'altro, per un patto non scritto, e che ultimamente però, insomma, gli è stato negato per così tanto tempo, no? Anche a causa di candidature molto discutibili, assolutamente antifriulane, ecco. Perché purtroppo ultimamente il Friuli è talmente debole che al punto che non si ritiene più necessario nemmeno salvare le apparenze, ecco, perché in passato anche in considerazione del fatto che lo statuto speciale riserva necessariamente il capoluogo a Trieste, insomma, tutto il resto del territorio regionale, insomma, aveva ben donde per sperare quantomeno in un contemperamento, in un contrappeso che comportasse il riconoscimento a un friulano e magari anche insomma a un udinese, perché no, come di solito avveniva, insomma, della presidenza della regione. Per cui la buona notizia è che magari al prossimo giro non avremo più un triestino al vertice della regione autonoma Friuli trattino Venezia Giulia, perché il trattino esiste anzitutto nello statuto speciale, che dovrebbe prevalere su l'andazzo geopolitico triestineggiante che tende a centralizzare sempre di più sul capoluogo ogni cosa, livellando le esigenze di un territorio diversificato e composito, qual è invece quello friulano, che è sempre più in crisi, è sempre più debole, è sempre più marginalizzato e dimenticato. Siamo sicuri che il tris di Federiga sia oramai archiviato? Io direi di no, e comunque inviterei alla massima attenzione su queste tematiche che sono cruciali per il futuro di questa regione, in quanto vi ho segnalato sempre in descrizione qui sotto, potete cliccare comodamente il secondo link che vi ho suggerito, vi ho segnalato che sul fronte non giudiziario ma legislativo sta procedendo a tappe quasi forzate la riforma dello statuto speciale, che è giunta ormai alla quarta lettura, perché è stata approvata al Senato sia pur solo in commissione, per cui si attende solo il definitivo via libera da parte del plenum del Senato, da parte dell'Assemblea del Senato. Non si parla molto di queste riforme dello Statuto speciale che oramai sono addirittura d'arrivo e si affacciano all'orizzonte in tempi anche prossimi, anche nei prossimi mesi dell'inizio del prossimo anno 2026.
cliccate su questo secondo link per approfondire anche i testi normativi di queste proposte di riforma di rango costituzionale, che potenzialmente potrebbero essere addirittura in grado di riaprire i giochi anche sul tris federighiano, se non altro in considerazione del loro rango, nel senso sono modifiche di livello costituzionale, per cui hanno capacità di aprire scenari davvero nuovi, davvero inediti. Ma non solo, se uno va a leggersi bene i testi proposti in prima lettura in sede di commissione alla Camera, che poi hanno passato indenni tutte le 4 letture in tutti i 4 rami e i 2 rami del Parlamento, sia alla Camera sia al Senato, manca solo l'ultima votazione al Senato, ebbene vedrete che l'articolato proposto non riguarda solo gli enti locali di area vasta, sui quali magari qualcuno sta parlando, sui quali magari almeno in parte si discute, ma ciò che maggiormente conta, ciò che conta molto di più, sono previste delle modifiche anche per quanto riguarda la forma di governo regionale. Quindi non si parla solo di enti locali, non si parla solo di province. Si dovrebbe parlare, anche se nessuno in realtà parla di questo profilo, non se ne discute e la cosa è davvero preoccupante. Questo articolato andrebbe, in caso di sua entrata in vigore, a modificare non solo il livello di governo degli enti locali, ma addirittura il cuore del potere regionale, cioè anche l'articolo 12 dello Statuto speciale, che riguarda la principale delle leggi regionali, cioè la legge regionale statutaria, ovvero sia la forma di governo della regione, non locale, ma regionale, a un livello molto più importante e rilevante. Io mi meraviglio che quasi nessuno stia affrontando questa tematica, perché le modifiche proposte riguardando il referendum regionale attualmente previsto dall'articolo 12 dello Statuto speciale, quale istituto di sicurezza e di coinvolgimento popolare di tutto il corpo elettorale regionale sulla fondamentale legge regionale statutaria, sulla forma di governo della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ebbene, insomma, sarebbero previste, insomma, a questo riguardo delle modifiche pesanti in grado di consentire alla singola maggioranza di governo, con una maggioranza semplice, di andare a riformulare completamente tale istituto referendario regionale per passare eventualmente dall'attuale referendum regionale confermativo o oppositivo anteriore rispetto all'entrata in vigore delle modifiche legislative eventualmente proposte, a un ben diverso sistema referendario regionale, ad esempio anche abrogativo, ovvero sia successivo, con quorum anche costitutivo, quindi, che sarebbe molto più gravoso per le minoranze regionali e che sostanzialmente non garantirebbe più nulla. Per cui questa riforma costituzionale dello Statuto speciale, con la scusa della restaurazione provinciale, sta consegnando il cuore del potere regionale, la legge regionale statutaria sulla forma di governo non locale ma addirittura regionale, alla sola maggioranza di governo della regione.
svuotando anche le garanzie referendarie previste in favore di tutti i cittadini, di tutto il corpo elettorale regionale. Per cui c'è insomma comunque da stare in guardia, c'è comunque da preoccuparsi sull'attuale situazione in regione, anche perché l'iter è stato velocissimo, insomma, di questa proposta. L'emendamento che ha ampliato l'articolato di questa proposta in Parlamento, in prima commissione affari costituzionali della Camera in prima lettura, è di origine statale, perché è stata un'iniziativa, a mio modo di vedere, improvvida e molto pericolosa di parlamentari eletti in altre regioni, che evidentemente hanno fatto un favore a qualcuno, un inconfessabile favore a qualche amico che magari governa questa regione, e non mi risulta sia stato richiesto il parere al plenum del Consiglio regionale, quindi anche alla minoranza, che è pur previsto come obbligatorio dalla legge costituzionale 2 del 2001, per cui vi sono anche pesanti vizi su questo iter, che si è prestato anche a varie forzature, e in materia costituzionale, laddove l'attenzione anche procedurale dovrebbe essere massima, stando all'ultimo comma dell'articolo 72 della Costituzione, sicuramente insomma, ecco, queste eventualità, queste possibilità che già si avvicinano all'orizzonte non possono non preoccupare tutti coloro che si interessano non solamente al Friuli e alla sua reale autonomia, che è ancora ben lontana dal consolidarsi, nel nostro contesto, insomma, è già quella molto claudicante, ma più in generale anche insomma, a quelli che sono o dovrebbero essere, ecco, meglio usare le condizioni, i fondamentali principi di basilare, elementare democraticità, ecco, di tutto il sistema, ecco, più in generale. E niente, a noi tocca come al solito cercare di fare anzitutto informazione, divulgazione, di cercare di sensibilizzare per quanto possibile l'opinione pubblica. A noi tocca l'ingrato compito di dire quello che nessuno dice, e a noi tocca l'ingrato compito di vigilare costantemente, magari da soli, ma insomma, meglio soli che male accompagnati, insomma, su quello che è diciamo il futuro del nostro amato Friuli, al quale comunque teniamo molto e terremo sempre molto, nonostante tutte le più varie difficoltà che da sempre, per sempre, ci attanagliano, e c'è da scommetterci, continueranno ad attanagliarci anche in futuro. Ecco, se volete dare anche voi un contributo, divulgate, fate girare questo video, segnalate i link che vi ho raccomandato in descrizione, qui giù cliccate, insomma, fate girare questo materiale, approfondite, insomma, rendiamoci conto del fatto che né la democrazia né l'autonomia, a maggior ragione se si tratta del Friuli, ecco, ricordiamoci sempre che non sono mai
niente affatto scontate, ecco, vanno sempre approfondite e difese. E difendiamole insieme, se non altro, anzitutto parlandone, anzitutto cercando di diffondere un minimo di coscienza civica, ecco, chiamiamola così, se non anche autonomistica, eh, per il bene della nostra regione autonoma Friuli, contrattino, ribadisco il trattino che dovrebbe essere obbligatorio anzitutto per la regione autonoma, Friuli, trattino Venezia Giulia. L'ho già fatta anche troppo lunga, ancora auguri a tutti e teniamo sempre duro anche insomma nel prossimo anno. Temo che ci rivedremo presto. Un grand mandi a tutti.